L'iniziativa lanciata dalla nostra emittente con l'impegno scritto dei candidati alle elezioni per portare avanti l'istanza dell'autonomia del Veneto. Prima delle urne vi diremo chi ha firmato e chi no. Tragico incidente lungo la Val Sugana in Trentino, 59enne di Borso del Grappa perde la vita nello schianto tra la sua auto e un'altra vettura e a Cimadolmo nella notte 9 feriti in uno scontro. Con la croce di oggi salgono a 8 le vittime trevigiane in poco più di un mese. L'appello della polizia stradale: serve più prevenzione, non solo a scuola. Domani alle 14 l'attesa sfilata dei carri mascherati nel giorno di martedì grasso a Treviso. Tutto quello che c'è da sapere sulla viabilità che cambia per l'attesa festa. Resta l'incognita maltempo. Divorzio ormai compiuto tra la Lega e Giancarlo Gentilini, che non rinnoverà la tessera. Sono leghista targato nel 1994, non mi riconosco in questo partito. Giorni decisivi per la scelta del suo candidato a Casulgano. In visita alla tomba del padre nel cimitero di Columberto, 69enne scivola dalla scala e cade rovinosamente a terra, finisce in ospedale. Ieri a Sant'Alberto di Zero Branco la tradizionale sfilata di Carnevale, spunta anche la satira politica con il carro Tutto fa brodo. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano torniamo a parlare dell'iniziativa lanciata in questi giorni dalla nostra emittente, farvi conoscere attraverso una vera e propria promessa firmata chi tra i candidati alle elezioni del 4 marzo, le elezioni politiche, si impegnerà o meno a portare avanti l'istanza dell'autonomia del Veneto una volta eletto in Parlamento. E allora, prima delle urne, noi vi daremo l'esito di questa iniziativa. Sentiamo allora le parole del nostro direttore, Luigi Baccialli. Volete sapere chi sono i candidati che una volta eletti alla Camera o al Senato lotteranno per l'autonomia del Veneto? Ve lo diremo noi pubblicando l'elenco di coloro che hanno firmato un documento per sostenere questa battaglia e di quanti non lo hanno fatto. 2.300.000 veneti che hanno votato sia al referendum per l'autonomia del 22 ottobre scorso hanno diritto di sapere chi sono i candidati che in Parlamento si batteranno per l'autonomia, non con le parole ma con i fatti, perché noi siamo sempre dalla parte dei veneti che chiedono più libertà. E allora in questi giorni continueremo, come stiamo facendo, a raccogliere queste firme e appunto, come diceva il direttore, prima delle urne vi daremo conto di chi ha firmato e chi no, per l'impegno nel portare avanti le istanze dell'autonomia del Veneto una volta eletto in Parlamento. Adesso apriamo la pagina della cronaca. La pagina della cronaca deve registrare un'altra vittima trevigiana dall'inizio del 2018, sulla strada, e sono già 8 in poco più di un mese. Una tragedia avvenuta lungo la Val Sugana, a perdere la vita un 59enne di Borso del Grappa. Lo schianto terribile poco dopo le 13 lungo la statale Val Sugana tra Grigno e Ospedaletto, in provincia di Trento. Uno scontro frontale tra una BMW ed una Nissan che non ha lasciato scampo al conducente di quest'ultima, Mario De Felici, 59 anni, di Borso del Grappa. Gravissimo l'altro automobilista, un 33enne di Enego, trasportato con l'elicottero all'ospedale di Trento. In corso di accertamento da parte dei carabinieri di Borgo Val Sugana la dinamica della tragedia. Dai primi riscontri pare che una delle due vetture abbia improvvisamente sbandato, andando ad invadere la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva l'altra auto. Cosa abbia causato l'invasione di corsia ancora non si sa, forse un malore del conducente. La tragedia si è verificata in un tratto della Val Sugana privo di spartitraffico e già funestato più volte da gravi incidenti. Pesanti le ripercussioni alla viabilità. La Val Sugana è rimasta chiusa per ore. E ancora incidenti sulle strade della Marca, 10 le persone ferite nelle ultime ore in 2 sinistri a Monastiere e Cimadolmo. È iniziato davvero in modo drammatico il 2018 nella Marca su questo fronte. La frenata, l'impatto e poi 2 auto ed uno scooter che finiscono nel fossato. Ferito il motociclista, 19 anni, praticamente illesi 2 automobilisti. Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente verificatosi intorno a mezzogiorno a Monastiere, l'ennesimo delle ultime ore nella Marca. Ieri sera alle 22:30 a Stabiuzzo di Cimadolmo un altro schianto che ha visto ben 9 feriti, 4 dei quali, c'è anche una ragazza di 17 anni, trasportati in ambulanza all'ospedale. E se il 2017 complessivamente aveva registrato un trend
trend in calo nella Marca sia per il numero di incidenti che per le vittime, gli ultimi mesi si stanno rivelando davvero tragici. 4 morti nel mese di dicembre, altri 7 dall'inizio del nuovo anno. Metà delle vittime erano pedoni falciati mentre attraversavano la strada. Numeri sulle statistiche, nella vita donne, uomini, ragazzi che lasciano famiglie straziate dal dolore. E così la Marca, come negli anni 90, quando deteneva il tragico record nazionale di morti sulla strada, torna ad interrogarsi sul perché e sul cosa si possa fare per fermare questa strage, e dopo le campagne di prevenzione nelle scuole è necessario procedere oltre, in particolare per quelle fasce d'età tra i 30 e i 50 anni maggiormente coinvolte in incidenti gravi o mortali. Adesso bisogna fare lo step successivo, cioè andare a toccare tutta quella fascia di utenza che non sono i più giovani e che risultano statisticamente i più coinvolti negli incidenti e i più indisciplinati alla guida. Formazioni, eventi per aumentare la consapevolezza di quello che può succedere con condotte di guida sbagliata. La maggior parte delle volte le persone su cui andiamo a fare formazione non sanno assolutamente cosa rischiano quando fanno o non fanno una determinata manovra. Fondamentale anche il ruolo delle scuole guida. Il nostro tessuto economico è molto ricco di operatori corretti e che lavorano bene. Loro sono il primo soggetto che insegna a guidare, insegna le norme agli utenti. Da questo punto di vista purtroppo abbiamo visto anche di recente che ci sono stati dei fenomeni grandemente truffaldini nell'ambiente delle scuole guida e nell'ambiente del conseguimento della patente. Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare in centro a Treviso, andiamo in centro, nel capoluogo della Marca, per parlare dell'attesa sfilata dei carri di carnevale, i carri mascherati di domani, martedì grasso, attesa non solo per la festa e i colori, ma anche attesa per capire se la macchina della sicurezza e soprattutto della viabilità funzioneranno. Sfilata dei carri mascherati domani a Treviso, attenzione ai divieti di accesso al tragitto e di sosta che scatteranno domani mattina lungo il percorso, da Piazzale Burchiellati lungo l'interno Mura fino a Borgo Cavour, via San Liberale, piazza Pio X e il gran finale in piazza della Vittoria. Conclusione inedita per i carri che hanno sempre terminato la sfilata in piazza dei Signori, ma le prescrizioni sul fronte sicurezza hanno imposto spazi più ampi e dotati di vie di fuga e la piazza già testata dagli alpini ai requisiti richiesti. Divieto di sosta dalle 11, di accesso al centro dalle 13, alle 14 via la sfilata sorvegliata da 200 uomini tra forze dell'ordine e volontari, con la benevolenza del cielo tra l'altro, visto che dopo la pioggia di oggi le previsioni sono di bel tempo. Nel frattempo fa discutere il villaggio di carnevale allestito in piazza Borsa. L'Ascom ha inviato agli iscritti una lettera in cui spiega che l'iniziativa non è stata concordata dal Comune con l'associazione di categoria, una presa di distanze per evitare attacchi, ma anche per ribadire che non è questo ciò di cui ha bisogno l'economia trevigiana, che per crescere necessita invece di grandi eventi adeguati a una città capoluogo. Non siamo stati contattati direttamente, sono stati contattati dei commercianti comunque del centro storico, dopodiché alle soglie delle votazioni la polemica è dietro l'angolo, quindi trova secondo me un po' il tempo che trova, visto che comunque è più un'attrattiva per i bambini più che un mercatino per commercianti. Che aspettative avete per questo ultimo di carnevale? Un sacco di gente, visto che oggi purtroppo piove, che è lunedì, ma domani è previsto il sole, quindi si presume che ci sia tantissima gente che venga in centro. Restiamo in città, una città che vive non solo del fuoco della campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo, ma anche per le elezioni amministrative che seguiranno come prossimo appuntamento alle urne pochi mesi dopo il 4 marzo, e tutti in attesa di capire cosa farà Giancarlo Gentilini, che intanto ha annunciato di non rinnovare più la tessera della Lega. L'amore è finito anche formalmente con il Carroccio, con cui ribadisce non intende in alcun modo allearsi per le amministrative di primavera. Io rimango un leghista targato 1994. Con la Lega di oggi non vuole più avere niente a che fare lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Conferma che non rinnoverà la tessera e di certo, non intendendo appoggiare il candidato scelto dal Carroccio, non ci sta a farsi buttare fuori. Meglio chiudere qui. Io non rinnovo questa tessera. La mia tessera è quella del 1994.
della Lega Popolare, della Lega Rivoluzionaria, della Lega che amava il popolo e i cittadini. Questa ama altre cose e quindi io non mi sento più. Le trattative per riagganciarlo alla coalizione di centrodestra che sosterrà Mario Conte sono ancora in corso. I ben informati parlano di fili non ancora recisi e la settimana che si è aperta è quella determinante anche per capire che fine faranno figure ponte come Sandro Zampese, a cui lo sceriffo avrebbe chiesto di candidarsi a primo cittadino. Per Gentilini però la Lega è un capitolo chiuso. Non c'è nessuna possibilità di rientro perché dal 2013 nessun esponente in alto grado si è mai degnato di chiedere come sta Gentilini, e anche nella designazione del sindaco mi aspettavo che mi chiamassero perché io avrei presentato un candidato da vincere al primo colpo. Ma di correre alle amministrative con una propria lista per il puro gusto di dar fastidio al centrodestra, Gentilini dice di non avere intenzione. Io non presenterò eventualmente una lista di disturbo, ma se io mi metto nell'agone politico farò una coalizione per vincere e non per disturbare gli altri. Non ho nessun interesse. Qualunque sia la decisione è rinviata, conclude, a dopo il 4 marzo, sempre che i prossimi giorni non riservino sorprese inaspettate. Intanto nel fine settimana è iniziata anche la campagna tra la gente di uno dei candidati ufficiali a sindaco di Treviso, Maristella Caldato, mentre prosegue il giro nei quartieri del Movimento 5 Stelle. Si sente un po' un outsider di questa campagna elettorale? Assolutamente, io non sono un outsider perché sono parte della città. Prima uscita tra i cittadini nel fine settimana per Maristella Caldato, candidata a sindaco della civica Treviso Unica. Tra la gente, dice Caldato, si percepisce il desiderio di una svolta. Ha voglia di cambiamento perché il programma elettorale della coalizione Treviso Bene Comune è stato pesantemente disatteso. Il confronto con i cittadini serve a farsi conoscere, a stendere il programma della lista che ha già un caposaldo. Innanzitutto la riduzione dei costi della politica. Come lista civica proponiamo 6 assessori anziché gli 8 ed il sindaco, con un risparmio di oltre 100.000 euro all'anno e la riduzione di almeno il 20% dei compensi delle cariche istituzionali, un risparmio totale di 240.000 euro. Intanto prosegue il viaggio nei quartieri del candidato del Movimento 5 Stelle, Domenico Lo Sapio, che ha fatto tappa a San Liberale. Come in altri quartieri di Treviso, tipo Canizzano, tipo San Pelaio, dove questa settimana proprio c'è stato un grave incidente, il problema della sicurezza stradale si pone all'attenzione nostra in particolar modo, tant'è che questo, come già abbiamo detto molte altre volte, sarà un punto su cui batteremo molto. Torniamo adesso alla cronaca, la cronaca giudiziaria con la vicenda che finisce in tribunale di una madre e moglie che lascia tutto per seguire un santone. Ha lasciato tutto, i 3 figli, il marito, la casa, tutto per seguire un santone fondatore di una setta che l'ha irretita assieme ad altre persone e l'ha convinta a seguirlo all'estero. Sono passati anni ed il marito, dopo aver ingaggiato e vinto diverse battaglie legali che gli hanno consentito, dopo un vero e proprio calvario giudiziario, di riuscire ad ottenere l'affidamento dei bambini, si trova ancora in difficoltà. Negli anni, per mantenere la famiglia, nel frattempo si è risposato ed ha avuto un altro figlio, l'uomo ha perso tutto ciò che aveva ed è alle prese con cartelle esattoriali non pagate. Un nuovo angosciante capitolo che l'uomo spera di vedere risolto una volta per tutte con l'ennesimo processo nei confronti della moglie che, secondo l'accusa, si sarebbe sottratta all'obbligo morale ed affettivo verso figli e marito, facendo anche mancare il contributo economico per il mantenimento dei bambini che era stato stabilito dal giudice dopo l'abbandono della famiglia per seguire il santone. Un incidente in cimitero accade a Colle Umberto.
L'hanno trovato riverso a terra tra le tombe del Camposanto di Colle Umberto. Protagonista dello sfortunato incidente un uomo di 69 anni del posto che stamattina era andato a far visita alla tomba del padre. Mentre stava sistemando dei fiori sul vaso dell'oculo del genitore, l'uomo è caduto. Ancora non si sa se in seguito ad un malore o perché sia scivolato su uno dei gradini della scala. Sono stati altri visitatori del cimitero a prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118. I sanitari sono arrivati con l'elicottero. Il 69enne è stato quindi trasportato all'ospedale di Conegliano, dove è stato ricoverato. Pensionato paga la multa con l'home banking ma sbaglia a digitare la somma, dimentica la virgola dei centesimi ed effettua per errore un bonifico di oltre 21.000 euro. Accade a Treviso. La comodità è innegabile. Grazie al servizio di home banking, con un click dal computer di casa si possono pagare bollette, fare acquisti, fare bonifici, ma se non si sta bene attenti i rischi in agguato potrebbero costare davvero cari. È quanto accaduto ad un pensionato padovano che dopo aver preso una multa in centro a Treviso ha deciso di pagare la sanzione di 217 euro attraverso appunto il sistema di home banking. Non l'avesse mai fatto perché al momento di digitare la somma da pagare, 217 euro e 33 centesimi, si è dimenticato di scrivere la virgola dopo il 7 prima del 33, effettuando di fatto un bonifico di 21.733 euro. Quando se n'è accorto all'uomo è venuto un colpo, si è attaccato al telefono per avvisare la polizia locale dell'errore, ha scritto raccomandate e alla fine, per fortuna per il pensionato, tutto si è risolto per il meglio. Tramite bonifico l'uomo ha riavuto i 21.515 euro che aveva pagato in più. La festa dei colori della sfilata dei carri mascherati tra Vittorio Veneto e Zero Branco, ma anche lo sport con l'8ª vittoria consecutiva del Treviso Basket, tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, il telegiornale di Treviso per parlare del carnevale, ma non dell'attesa e della viabilità, come abbiamo raccontato nel servizio riguardante la sfilata dei carri di domani a Treviso per il martedì grasso, ma delle tante iniziative, delle tante kermesse che già si stanno svolgendo in queste settimane tra feste e colori. Ieri ad esempio la sfilata dei carri a Vittorio Veneto con oltre 20.000 persone nel pomeriggio per i carri mascherati, 19 i gruppi che hanno sfilato per il centro della città tra due ali di folla con musica, coriandoli e tanta allegria. Ad aprire il corteo le Majorette, seguite dai 21 spettacolari carri che hanno percorso l'asse di via Cavour e Viale della Vittoria. 4 i gruppi vittoriesi, la scuola Alessandro Manzoni di Forcal con i suoi alunni mascherati da verdure, il tema era Ci mangi per viver meglio, il gruppo Simpatie di Cozzuolo con il carro Me compare Giacometto, l'associazione Solaria Pattinaggio con le sue api su pattini a rotelle e applauditissimo il gruppo mascherato del CEOD, centro occupazionale diurno di Cozzuolo, che si è sbizzarrito sul tema dell'uomo nero. Queste le immagini del carnevale, la sfilata di Vittorio Veneto, tantissime le persone, poi un'altra sfilata, la sfilata della piccola comunità di Sant'Alberto di Zero Branco, tra carri e banchetti offerti dai colmelli e domani sera la Proloco cena di solidarietà per le missioni. Non è mancata nemmeno la satira politica in questa occasione, vediamo. Sant'Alberto di Zero Branco, grandi e piccini, nonni e nipoti, c'è davvero tutto il paese alla tradizionale sfilata di carnevale, una festa speciale perché qui a partecipare è proprio tutta la comunità, con i vari colmelli che si sfidano ad offrire frittelle e galani. Una festa dove i carri non sono cartapesta, ma sono i paesani, tutti in festa. Un carnevale così non ve ne siete altri, i colmei che fa la gara, date i crostoli e i galani e da viva, insomma meglio di così, tutti che partecipano. Viva l'allegria e viva il carnevale. Ci fa sempre piacere avere la risposta così nella semplicità ma comunque con allegria. E tra i carri che hanno sfilato per le vie del paese non è mancata la satira politica con il tutto fa brodo della pastoria di Borgofuro. La vecchia tradizione dice che il brodo va fatto qua in Aveccia, ma adesso il brodo non si fa più qua in Aveccia, ma qua a testa del Crasso, Bersani e Renzi, dove il brodo te liga i denti.
Se invece il brodo ti fa con la testa di Di Maio e c'è un brodo magro e spuzza d'aglio. Se il brodo invece ti fa con Salvini, Meloni e Berlusconi, ma sa tu quanti brontoni, ma de panza! Se invece tutte queste teste ti metti insieme, qua non so che brodo venirà fuori, perché adesso i devono scanarsi e quasi sta la soluzione. Cosa sarà per la nostra nazione? Adesso parliamo di sport a partire dall'accordo, e parliamo di calcio, l'ok della giunta di Cassugana all'accordo tra il comune di Treviso e la società del Treviso per la gestione dello stadio Tenni. La concessione prevede l'utilizzo per 5 anni dello stadio da parte della società e in cambio la realizzazione di interventi per 300.000 euro nello stesso arco di tempo, che nel primo anno riguarderanno in particolare l'agibilità della struttura. Gli interventi prevederanno la manutenzione straordinaria del campo, delle torri faro, del sistema antincendio e di sicurezza, l'attivazione di un sistema antipiccione per la tribuna centrale, opere e interventi di manutenzione straordinaria per gli spogliatoi, la sistemazione del recinto est della cancellata. L'affidamento arriva dopo che l'amministrazione aveva messo nei mesi scorsi 2 bandi pubblici, entrambi andati deserti. Quindi un passo importante anche per la riqualificazione dello stadio Tenni, che tanti problemi di degrado, come abbiamo anche raccontato spesso, ha avuto in questo periodo. Adesso sport giocato e parliamo di basket con l'8ª vittoria consecutiva del Treviso Basket, sempre più convincente, mette a referto quindi un altro successo, ora è al 3° posto in campionato in attesa di sfidare nella prossima gara la capolista Trieste. L'8ª meraviglia che spiana la strada verso la vetta. Il viaggio è ancora lungo, in cima a 6 punti di distacco ci sono le dominatrici Alma Trieste e Fortitudo Bologna, ma agganciare il 3° posto in classifica dopo l'inizio da incubo della stagione sembrava missione impossibile. Ma è una Treviso Basket trasfigurata, quella delle ultime 8 vittorie consecutive, una squadra finalmente in salute e che ha trovato le coordinate dettate dal comandante Pillastrini. Eppure la gara contro Mantova al Palaverde parte con il piede sbagliato, sotto anche di 13 a un certo punto del primo tempo, vissuto in grande sofferenza, ma è nella ripresa che la De Longhi ingrana la marcia, grazie soprattutto a Swan e Fantinelli, 21 e 17 punti rispettivamente, capaci di cancellare il lavoro svolto fin lì da Jones e compagni. E quando anche Lombardi comincia a raccattare a rimbalzo tutto quello che trova sotto i tabelloni, per Mantova è davvero finita. Fischio finale con 84-67 per Treviso, appena 2 mesi fa 12ª, ora 3ª, e la prossima sfida è proprio l'attacco alla vetta, in casa contro Trieste. Dopo l'8ª meraviglia, ora è caccia alla 9ª sinfonia. Siamo in chiusura, però parliamo della ampia programmazione di questa sera di Antenna 3, c'è la politica sotto i riflettori della nostra emittente a partire da 20:10 fra pochissimo. Continua il nostro viaggio tra i candidati alle elezioni politiche del 4 marzo. Allora in studio con Ferdinando Varino ci saranno fra poco Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Lorenzo Monaco di Forza Nuova. E poi alle 21:15 torna a Ring, come ogni lunedì, la politica alle corde, un titolo che è anche una provocazione. 4 marzo, voto inutile. In diretta ci sarà da Venezia il grillino Alessandro Di Battista, in studio l'onorevole Flavio Zanonato di Liberi Uguali, Alessandro Bisato del Partito Democratico, Gian Antonio Darè della Lega Nord e Maurizio Motta del Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, vi lascio allora le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Sarà una giornata di tempo asciutto e stabile sul Triveneto, dove a dominare sarà il sole. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 13 febbraio. Sul Veneto tornano ad esserci condizioni di tempo asciutto e stabile sulla nostra regione, dove splenderà appunto il sole, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori minimi tra -3 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia.
Anche qui sarà asciutto e stabile ovunque, bella giornata di sole dunque anche sulla nostra regione, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 7 gradi, minime tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui bel tempo stabile, sarà una bella giornata di sole, il cielo infatti si presenterà sereno sui settori meridionali, al massimo poco nuvoloso altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, minime tra lo 0 e 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.